Ciao Samu, com'è andata la gara? È domanda di riserva? Caldo? No, fresco, Dio buono. Pelle d'oca. Bene così. In salita si poteva cuocere la pasta, però non era male. E l'hai cotta? Sì, sono cotto sia la pasta che io. Sì, perché mi sono ritrovato su un bel piatto di carbonara. La- Era buona, era buona. Uovo era frittata o uovo normale? Purtroppo O era cremina? frittata. Ah, ok. Bene, bomba. Bello, a me è piaciuto. Single track era impegnativo. Indubbiamente dopo la salita si faceva difficoltà a essere sempre lucidi e quindi Diciamo che non era scontato, sembrava facile, però dopo la salita col caldo, soprattutto gli ultimi giri, magari anche un po' in sottobosco, quindi non si vedeva benissimo, iniziava a diventare, non dico complicato, ma dovevi porci un po' di attenzione, non dovevi arrivare lì rilassato, sempre attenti anche in mezzo ai vigneti, comunque le curve, le buche, era sempre da prenderle con la giusta attenzione, ma mai rilassarsi. esattamente. È stato divertente, bello. Beh, oggi è stata una gara abbastanza dura perché col caldo si è fatto sentire parecchio. Il boschetto è stata un po' una parte un po' tecnica. Comunque mi sono divertito e per me è una bella gara, è stato divertente. Adesso guardiamoci il campionato italiano. E posso dire che la giornata è stata caldissima, percorso bello, veloce, non da sottovalutare perché la parte in piana, dopo tutta la collina e l'altra parte in piana rendeva il percorso all'apparenza facile, ma in realtà era tutto l'opposto. Per il resto mi sembra che ho organizzato tutto bene, percorso segnalato bene, perfetto e basta, alla prossima. Come è andata quest'anno la Collio e Borda Cup? È stato veramente una bella novità per il 2025, il nuovo inserimento di questa gara di XC. E i ragazzi del team sono stati veramente bravi e hanno ricavato un percorso tecnico, veloce e divertentissimo e i ragazzi veramente sono tutti soddisfatti, gli atleti si stanno divertendo. Penso che sia sempre un piacere partecipare alle gare del Collio Bike Team perché comunque anche c'è stato un cambiamento rispetto all'altro anno che era una gran fondo, una medio fondo a quest'anno un XC, quindi era molto interessante capire come potevano essere i cambiamenti cambiando praticamente modalità di gara. Dura come tutte le gare, caldo, e è andata abbastanza, anche perché sono partito senza scaldarmi e tutto, arrivato in griglia e partito, quindi sì, l'ho presa con filosofia, però mi sono divertito. È stata una gara divertente, comunque tutto sommato difficili erano alcuni punti perché era stretto, era un po' incasinata la partenza per il primo scalino che creava un po' di destabilizzava un po' il gruppo e basta per il resto. Invece per i vecchietti qua la salita era dura, il boschetto anche e sul dritto bisognava spingere, no? Comunque è bello, divertente. A livello agonistico è chiaro che do sempre il massimo, però mi diverto in contesto e sono venuto a fare comunque questa gara che è impegnativa nonostante il caldo, è un percorso tecnico, una bella salita faticosa, in battuta di sole purtroppo non si può avere tutto dalla vita, ma guidabile, veloce e divertente. Beh, per gli amatori, parliamo per gli amatori, sicuramente gareggiare dopo avere un ottimo ristoro nelle varie cantine non è cosa da poco. Per noi atleti invece lo spirito agonistico è il voler gareggiare, insomma. Esatto, condivido anche io la risposta. Ma sicuramente fare la gamba per gli appuntamenti, di solito magari a giugno si stacca un attimo e poi una gara così in Friuli in casa fa sempre bene al morale, insomma, per continuare a fare magari qualche gara a livello nazionale. Il paesaggio secondo me merita perché in mezzo alle colline è molto bello, quindi comunque correre così anche in mezzo ai vigneti è bello. Quest'anno c'è stato il cross country, ma questa zona è famosa per la gran fondo, no?
quindi forse molta gente sente già parlare della Gran Fondo e perché non provare a fare il cross country. Perché partecipare? Perché è una nuova formula, la mountain bike adesso si è dirottata tutta verso l'XC, quindi dalle giovanili agli amatori qua si divertono tutti. Poi c'è un contesto bellissimo perché comunque è un panorama mozzafiato con queste bellissime vigne, poi è un territorio molto curato e i ragazzi del Collio e questa parte di Friuli si presta proprio a questo tipo di gare. Ragazzi, venite che è veramente qua c'è veramente da divertirsi. Beh, io consiglio queste gare qui a chi vuole iniziare sicuramente e prendere in mano con il mezzo, perché poi le gare quelle più importanti sono molto più complesse, quindi già trovarsi a proprio agio su queste gare qui che ti mettono a tuo agio e riesci comunque un po' alla volta a migliorare, secondo me vale la pena. Quindi per tutti quelli che vogliono iniziare, secondo me partecipate a queste gare qua. Allora io lo consiglierei perché fa parte di un bel trofeo secondo il mio punto di vista e merita, perché merita, organizzazione impeccabile, niente da dire, e vale la pena, come dire, partecipare a questi eventi e farli conoscere a più gente possibile in modo da coinvolgere più quante persone si possa. Uno perché è vicino a casa e secondo bisogna far fatica, se non si fa fatica non è ciclismo. Partecipare innanzitutto per stare bene con se stessi. Io ho una filosofia mia particolare, infatti sono anni che corro, ho iniziato nel 90, fate voi i due conti, ma mi sto ancora divertendo. Poi rispetto gli agonisti, quelli che si impegnano, perché è anche giusto questo, per degli obiettivi e potersi impegnare, ma importante è per se stessi, per tantissime cose, ad esempio i riflessi, il fatto di rimanere comunque attivi mentalmente e fisicamente. Dunque la bicicletta, poi in particolare la mountain bike in particolare, questo ti può regalare e dare, ed è importante per questo. E ieri c'è stata la Glera Ons, vi aspettiamo il 27 e 28 settembre a Lignano alla Rosta e Gravel. La Ride il 27, il sabato, il 28 ci sarà praticamente la Race, prima gara in assoluto in Italia a livello nazionale, con un grandissimo evento che è anche il campionato regionale Gravel, primo in assoluto in regione. Quindi vi aspettiamo tutti ragazzi, Lignano 27 e 28 settembre.